Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo come si prendono i geni anche senza volerlo, perché è un tema caldo in cui alcuni di voi mi hanno chiesto delle conferme e delle informazioni. Ma prima di questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il The Gara Marietto Veneziano qua di Avati da Milis tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente se vi scappa anche un super like qui sotto ben gradito ed eventualmente anche un bel commento non sarebbe male. Bene, parliamo un po' di questi geni perché ultimamente va di moda parlare di geni. Quando uno non sa cosa fare apre un gruppo, magari ha qualche conoscenza esoterica tramandata da qualche parente o letto da qua e di là, e si sente subito un master della mano sinistra, incomincia a predicare geni di qua, geni di là, operazioni magiche di qua o operazioni magiche di là. Allora, prima di tutto bisogna capire una cosa: per chiamare un genio bisogna sempre essere protetti, che sia della mano sinistra, mano destra o della via centrale regale è uguale, identico, bisogna sempre essere protetti. Però purtroppo molte persone quando chiamano e fanno invocazioni, che non è evocazione, chiaramente molte persone non sono, come si suol dire, protette. Chiaramente più la persona a livello vibrazionale i colpi sottili è bassa, più il genio è basso, più vanno a nozze. Quindi è chiaro che per una persona basso a livello vibrazionale sarà molto più facile chiamare geni bassi. Uno con un corpo animico molto basso a livello vibrazionale sarà per lui impossibile chiamare un genio di alti livelli vibrazionali, per il semplice fatto che già il suo corpo gli impedirebbe a livello vibrazionale di alzarsi di piano. Però il problema non sta qui, è che quando questi geni vengono chiamati ed entrano tramite un'invocazione dentro come si suol dire, un nuovo guru, un nuovo maestro della mano sinistra, gli entra dentro di lui, magari molto probabilmente neanche se ne accorge, e lui diventa praticamente un catalizzatore, un amplificatore. Questo poi magari apre qualche gruppo esoterico, comincia a fare qualche effetto speciale, perché chiaramente la strada che porta all'inferno è sempre lastricata d'oro, e quindi chiaramente attira verso di te come mosche, attira verso di sé come mosche tutto quanto gli gira intorno. Il problema che cos'è? Che questi geni non danno mai niente di gratis, perché praticamente vivono delle energie delle persone, quindi praticamente vanno a parassitarsi. Poi cosa succede? Ci si prende questo bel genio, non ci si rende conto e magari lo si dà ai propri familiari, ai propri figli piccoli e quant'altro. E così nascono quelle persone con doppia identità, quelle persone schizofreniche, quelle persone che praticamente non si sa più da che parte stanno. Questo perché proprio il genio o uno di questi geni è entrato nell'orbita di quella famiglia e incomincia magari anche a dare doni, e qui nascono i medium. Ci sono medium che vi ho già spiegato vivono pochissimo, perché nella realtà di medium hanno poco, ma hanno solamente queste entità che le guidano e le fagocitano adagio adagio. Di solito la vita di un medium che è dentro qualche genio si arriva a 50 anni, è già un miracolo, e poi se voi li ascoltate sembrano dei illuminati, dei messia o degli avatar, ma in realtà campano poco. E questo lo si potrebbe anche vedere solamente dalla linea della mano. Se voi vedete una persona che ha grandissimi doni spirituali, fa cose eccezionali, ma poi guardate la linea della mano e voi vedete che è bella corta, questo vuol dire che è stato parassitato. Ci sono poi altre situazioni in cui invece il genio basso viene messo a difesa di un avatar, o ad esempio di un illuminato, o chiamatelo come voi, una persona che deve divulgare la materia. Perché questo? Perché quando, vi faccio un esempio molto semplice terra terra, se voi siete dentro una chiesa e fuori ci sono tanti ladri, no? E siete in una comunità dentro una chiesa, a chi è che si va a chiedere di essere difeso da un gruppo di ladri malviventi? Al pastore che sta predicando con stinco di santo, o il più tremendo che sicuramente vi porterà alla vittoria? Chiaramente lo si va a chiedere al tipo più, come si suol dire, terribilino, birichino. E lo stesso è nel campo spirituale, quando anche le persone o come si suol dire,
i maestri o gli illuminati in un certo senso devono portare un messaggio, chiaramente loro non hanno certe conoscenze tremende e quindi si usano di geni bassi per solamente poter portare avanti il loro disegno, no? Quindi potreste anche trovare in realtà degli avatar che hanno dei geni che sono ai loro servizi, ma solamente per difesa, perché sanno benissimo che entrare in questo mondo è una guerra all'arma bianca. Quindi potrebbe succedere anche in questo caso qui, ma in questo caso qui non è che l'avatar è della mano sinistra, è solamente che lo usa come cane da guardia. Nell'altro caso invece quelli della mano sinistra lo usano proprio come il loro pane quotidiano per illudere persone. Ho sentito di personaggi che per farsi vedere stavano magari settimane sott'acqua solamente per fargli vedere che erano degli illuminati, ma in realtà questi personaggi erano posseduti da geni che gli facevano fare queste cose qui. Ho sentito gente che non mangiava per 20-30 anni, ma in realtà erano geni, no? Che volevano in un certo senso manipolare l'opinione pubblica e far pensare che quella persona fosse un semidio, ma nella realtà quella persona era una persona come tutte le altre, solamente che gli era entrato questa tipologia di geni. Oggigiorno che siamo in una situazione molto particolare in cui si sta destabilizzando un pochettino questo sistema occidentale, una delle zone più pericolose dove si possono attirare, a parte i social, un'altra delle zone più pericolose dove si può annidare o attirare dei geni, a parte il camposanto e i social, sono i carrelli della spesa. Nei supermercati molti geni come si dicono, annidano con le larve astrali, parassiti vibrazionali e molte altre tipologie di entità malefiche nei carrelli della spesa o nei bottoni degli ascensori. Quindi è chiaro che bisogna incominciare a capire che chiamare un genio non è uno scherzo, invocarlo tanto meno, e quando al limite si invocano per difesa di clienti, di amici o della propria famiglia, bisogna sempre avere una, come si dice, protezione vibrazionale con un cerchio di Salomone e tutto il resto. Quindi anche chiamare queste entità bisogna avere una struttura importante, un tempio e tutte le conoscenze di conseguenza, compreso anche a livello materiale, la spada, la coppa, insomma tutto quello che gira intorno a queste entità qua, per protezione, non tanto per chiamarli, ma solamente per protezione. Quindi figuratevi voi chiamare così come si trovano sui gruppi dei social, che li chiamano come se fossero l'amico del vicino di casa, il rischio che si incorre. Quindi sempre lontano dai geni, soprattutto quelli di bassi vibrazionali. In ogni caso quelli alti vibrazionali non scenderanno mai, perché loro non scendono, ma siete voi che salite. Quindi se non siete anime di una certa qualità è inutile che tentate di comprare libri che poi vi spiegano come attirarle, perché non funziona così. Bene cari amici, il vostro Marietto finito qui la pillola, vi ringrazio di avermi seguito fino a qua e vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!